Queste coperte lasciate ai piedi del monumento ai caduti in piazza della Vittoria a Treviso non sono solo un riparo di fortuna, sono il simbolo di un'emergenza silenziosa che oggi assume connotati sempre più drammatici. Nel 2025 in Veneto sono morte 46 persone senza dimora. La nostra regione è al terzo posto in Italia per numero di persone senza tetto decedute dopo Lombardia e Lazio. Treviso, prima provincia a livello regionale con 12 decessi. Lo rivela il dossier La strage invisibile 2025 dell'Osservatorio nazionale sulle persone senza fissa dimora, che documenta una tragedia continua. Non si tratta solo di emergenze invernali, le morti avvengono in tutti i mesi dell'anno, soprattutto per malori, malattie non curate, incidenti e violenze, condizioni che la vita in strada rende spesso fatali. L'età media è drammaticamente bassa, intorno ai 40-50 anni. Il fenomeno non riguarda solo le grandi città, i dati mostrano che la maggior parte dei decessi avviene nelle province e nei centri medio-piccoli, contesti dove le persone senza dimora sono più disperse e difficili da intercettare. L'assessore alle politiche sociali della Regione Veneto, Paola Roma, indica nell'emarginazione sociale uno dei nodi principali del fenomeno: persone che restano ai margini, difficili da intercettare e accompagnare in percorsi stabili, con il rischio concreto di ricadere in strada. L'impegno massimo quindi va indirizzato verso sia le strutture di emergenza sia verso la rimozione delle cause economiche ma soprattutto psicologiche, con un lavoro di tutte le professionalità impegnate. Sull'emergenza comunque si sta lavorando per assicurare dei ricoveri soprattutto nei periodi climaticamente più ostili. Il lavoro però di integrazione è la vera prevenzione affinché queste situazioni non si ripetano. L'assessore del comune di Treviso, Gloria Tessarolo, evidenzia invece come l'aumento dei flussi migratori stia incidendo sul fenomeno, ampliando il numero di persone in condizioni di vulnerabilità e mettendo sotto pressione i servizi territoriali. Restano dei flussi migratori molto alti, spesso appunto non controllati nel senso che arrivano nel territorio attraverso le frontiere, prevalentemente attraverso la rotta balcanica, e lo vediamo in maniera importante a Trieste con quanto sta accadendo nella città di Trieste. Noi siamo l'onda lunga di quel fenomeno che va gestito a livello non solo prefettizio e di coordinamento delle prefetture, ma ovviamente a livello nazionale. Nel frattempo, dopo la proposta di accoglienza emergenziale inviata il 6 gennaio alle associazioni del territorio, la prefettura di Treviso ha deciso di convocare un incontro per martedì 13 gennaio. Al centro dell'incontro l'ipotesi di attivare fino a 40 posti letto in un capannone riscaldato a Monigo per far fronte alla carenza di accoglienza nelle settimane più fredde.